Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG di Mezzogiorno, quindi con le notizie della giornata. Andiamo subito a sentire quali sono con Monica. Apriamo con la Fondazione ROI. Sulla questione è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che ha affermato: trovo giusta la posizione espressa dal Presidente della Fondazione ROI, Ilvo Diamanti, e l'intero CDA. Non hanno imboccato scorciatoie né ceduto alla tentazione di una soluzione affrettata sulla revisione dello statuto dell'ente voluto da Giuseppe ROI per sostenere la cultura vicentina. Nella revisione dello statuto si trova a dover affrontare una questione spinosa, destinata per molti aspetti a diventare un caso esemplare e un vero e proprio precedente che non può essere risolto in maniera frettolosa. E passiamo ora all'economia. Ci sono buone notizie per il Veneto perché sono stati diffusi i primi dati sul trimestre del 2017 con lo studio della regione di Veneto Lavoro e l'economia della nostra regione sembra essere in buona salute, almeno si ritrova in una situazione migliore rispetto a quella delle altre regioni. Alcuni dati per dire questo a supporto di queste informazioni: dagli anni della crisi c'è stato un calo dei dipendenti delle aziende, quindi dei dipendenti che si trovano in una situazione di difficoltà. Quest'anno, per i primi 3 mesi, sono soltanto 1421, soltanto si fa per dire, i dipendenti che appunto si trovano in una situazione difficile. È diminuita anche da un punto di vista dell'INPS la richiesta di cassa integrazione e rispetto ai primi mesi dell'anno degli anni precedenti. Buone notizie anche per quanto riguarda il settore del vino e dell'esportazione, quindi dell'esportazione e del vino, che traina in questo caso l'economia veneta, con un più 0,3%, che è sicuramente lusinghiero e che si traduce in un giro d'affari di 58 miliardi di euro. Ci sono comunque, c'è l'altra faccia della medaglia, della luna, nel senso che restano in una situazione di difficoltà i giovani tra i 18 e i 34 anni, sono il 18% quelli che rischiano di non trovare lavoro e soprattutto di avere un problema di povertà e di inclusione sociale. C'è un problema anche nella questione del lavoro a proposito di diciamo come viene dipanato, come viene diviso il reddito, visto che il 10% dei redditi superiori, delle famiglie con un reddito superiore, hanno 5 volte il 10% delle famiglie con un reddito inferiore. E infine guardiamo anche ai dati sul genere e sulla questione del lavoro. Sono ancora poche le donne che arrivano a posizioni dirigenziali, 34 su 100, e mediamente prendono 100 euro in meno in busta paga dei colleghi uomini. E adesso c'è la pubblicità. Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. La consigliera comunale Valentina Dovego scrive all'assessore Dalla Pozza in merito alle rimozioni delle bici legate ai pali vicino alla stazione.
Dal 10 luglio sono iniziate le rimozioni. A quando, chiede Dovigo, le rimozioni delle auto e moto parcheggiate sui marciapiedi o sulle piste ciclabili o in doppia fila in luoghi non propriamente dedicati al parcheggio? Restiamo quindi alla pagina politica, ma allarghiamo un po' lo spettro, perché dicono in molti c'è un nuovo vento di estrema destra che soffia per tutta la nazione ed in particolare nel Veneto. Alcuni episodi, quello ormai diventato celebre e che trovate in buona parte dei giornali della stampa nazionale, quello della spiaggia di Sottomarina di Playa Punta Cana, in cui il gestore Gianni Scarpa è accusato di aver tenuto dei discorsi inneggianti in stile mussoliniano e comunque inneggianti antidemocratici, inneggianti a un mal riposto o quantomeno particolare senso di appartenenza allo Stato, ma anche alle scritte che ci sono sui muri della spiaggia, sul selciato e nei vari punti di ristoro, proprio inneggianti a Mussolini. Ora lo stabilimento balneare rischia di chiudere, ma la questione non si ferma lì, perché il Fatto Quotidiano rilancia un'altra notizia, quella della festa dell'Hellas Verona, quindi dei tifosi veronesi, che appunto con un video insomma che è piuttosto provocatorio e che andiamo a guardare. Un nome! Adolf Hitler! Adolf Hitler is my friend, In questi giorni in Parlamento si discute della questione, ma le reazioni politiche non mancano anche qui nel Vicentino e infatti c'è da registrare l'uscita su Facebook del consigliere comunale Sandro Pupillo, che ha detto non bisogna, praticamente, riassumo perché è un lungo post, non bisogna sottovalutare la questione, le istituzioni devono avere coraggio. E con questo è tutto. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento stasera con il TG delle 18 e a domani sempre a quest'ora. Arrivederci. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 € a trimestre aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.